Buongiorno, mi chiamo Matteo Giuseppe Nobili, ho 30 anni e sono agricoltore in Balagna e ho una passione per il lirico. La Corsica per me è un'isola ben inteso, ma soprattutto un'isola di una ricchezza maggiore per rapporto ai foreste, alle montagne, alle campagne, alle città, ai paesi e a strafare. La sua ricchezza è la qualità di vita, dove montagne alte, mare, ma malorosamente di sua ricchezza non abbiamo tanto e noi corsi siamo un po' poveri della nostra ricchezza, infatti. Io mi sento bene, mi sento veramente bene. Ma mancano certe cose e io penso in rapporto alla cultura, siamo un po' alla corta per rapporto a certe città in altrove, penso in Francia, in Italia o in Spagna, abbiamo un ritardo a ripigliare e ci vuole ripigliare a valle. Tanta strada e tanta strappata. Tanta strada perché la strada è lunga davanti a noi, perché c'è assai cose a mettere in ordine di Geremi in Corsica, per rapporto alla cultura, all'agricoltura, economicamente, sociale e tutto, di un paese da va. E dopo tanta strappata perché ci sono assai gente che si sono battute per la Corsica, e le nuove generazioni si deve di portare la cultura, certamente non ci investire in corti, in portivetti, in isola, ma di noi in dei paesi dell'interno. Sta qui no, ben sicuro per il lavoro perché sono agricoltore, ma di noi paesani perché ho una passione, sono tanto lirico e per questa passione sono obbligato di parte in Italia, in Francia, in altrove e sono obbligato di parte e rivenire. Un mare non è mica una frontiera e le frontiere più dure sono quelle tra le montagne che abbiamo nei nostri piedi e un mare in 45 minuti siamo in Nizza e Marseille, allora possiamo parte e rivenire. La bene per me una bene di lavoro e di lottare ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni anno per dare a Corsica ciò che la c'era in Anzo per il futuro. Fra tutte le parole che c'è per la Corsica, io ne pia uno a Tar, perché a Tar ne avevamo che una.